Benessere ben chiataz a Gnovis, alle muarte di Gnot a Ravenna, in tune cliniche la carriera ricoverata Maurizio Zamparini, personaggio dal mondo dal ballon e de imprenditorie furlane e nazionali. Aveva 80 anni. A dicembre è stato operato di peritonite in ospedale a Udi, in vigninte di metode terapie intensive ai 26 di dicembre, ma un improvviso ingriviarsi della sua salute lo ha portata al ricovero. Presidente di Vignesi e Palermo, la sua fortuna imprenditoriale ieri è stata la creazione del marchio MZ dopo Mercatone Z, che al massimo da splendore al contava 18 ponts vendite in tutte Italie. A ottobre un altro corotto aveva colpito la famiglia con la morte dal figlio giovane Armando, che ha cencevite in tal suo appartamento di Londra. E dal mondo delle politiche e dal sport sono arrivati messaggi di corotto per morte di Maurizio Zamparini, imprenditore furlan e gran tomp di sport, alla scritta il presidente della regione Massimiliano Federica. È stato autore e protagonista di diverse pagine indelebili di storie locali e nazionali. Era un uomo di una intelligenza straordinaria e alla dita investita Telefriuli il suo ultimo allenatore Bruno Tedino, come mister dal Pordenone. Mi mancherà tante alle stadoglie di me e a me famiglie in un momento tan difficile. Il ballon al pierte un suo protagonista. E tan colpite de perdite la comunità di Daeldula che Zamparini all'era sta. O sentine il sindaco Roberto Festa. Maurizio viveva qui, pur non essendo residente della nostra comunità, si odeva poco, però disegna il segno quando le società sportive avevano bisogno lo ha sempre dato. Lui come imprenditore lavorava sempre fuori, spesso in viaggio, quindi lo si odeva poco in paese, se no quando veniva proprio pensi anche a Polsà, da sua splendida villa. Il Friuli Vignesi Giulie è la 9ª regione in Italia, la che è stata rilevata la nuova variante Omicron 2 dal Covid-19. I primi 5 casi sono stati sequenziati due a Udine, 2 a Trieste e 1 a Gorizia. Lo ha confermato questa mattina Marco Gerdol, genetista e ricercatore dell'Università di Trieste. Intanto ha cominciato l'obbligo per over 50 di la vaccine, di là di riduzione di durate dal Green Pass, per cui che non l'ha fatta la terza dose passata di 9 a 6 mesi. Le nuove regole dal Green Pass impongono l'uso in più parte delle attività commerciali e pubbliche chiappadis dentro questi banchi e uffici. Arrestano escluduti domei alimentari e le farmacie. Su Dmitry Traikov, il cittadino bulgaro che ha causato il doppio incidente mortale sulla 20 volte, ha chiamato in 3 condanne definitivi su una per guida in stato di ebrietà e come alle accusate di omicidi stradali, con le altre aggravanti di essi date a fuide. Alle c'è tanto che è emergiuta des primis investigazioni de procure di Pordenone, guidate di Raffaele Tito, sull'incidente terribile che ha portato a morte di 2 feminis e al ferimento grave di 2 fruttis, anche mori ricoverati in ospedale a Udine in prognosi riservate. L'OMP ha lasciato i 6 avvocati che hanno contato che l'OMP ha sido distrutto dal dolore per aver provocato la morte des 2 giovanis. E si terranno domani i funerali di Lorenzo Parelli, il fantato di 18 anni, morto sul lavoro all'Auciac di Pavia in suo ultimo di periodi di pratiche. Dopo l'autopsia all'estate data il via libera
pese esecuis che si teneranno in teglese di Morsan di Strade, frazione di Castions, là che il Zovin aliere a stai, là caliere tant conosciuto. Il plevante pre Adolfus ai 22 di Zenara aveva già celebrato la funzione per l'ultimo saluto di Fidri. Il fantà di sé di Sainz, morto dopo di un incidente in motocross, e aliere anche a me dal stesso Laurince. E saranno clamazza, za e surnis in te tornate elettorali prossime i cittadini di Tumiece dopo la fin burastiosa e de zonte brollo consumate dopo le dimissioni di qualche consigliere di maggioranza e di opposizione. I consiglieri dimissionari si hanno mandati in daur gli accusis dalla Romai ex sindic brollo al mittente. All'estate lui aveva voltato la musa e soint per garantire una poltrona in barbe a cui in maniera onesta e aveva creduto in lui. E hanno sclarito Mark Kraigero, Alice Marchi, Chiara Anzolini e Gabriele Moser, parte de ex minoranze. Il Comune di Udine ha lavorato un plan di più di €1 milione per collegare le varie sedi delle università in città col centri. Andi fevele il vice sindic Loris Michelini. Voi abbiamo approvato in linea di massime di aderire intanto al Ministero che ci danno €1.400.000 per fare piste ciclabili di collegamento tra le varie sedi universitarie e i centri di stazione e dei corrieri. Ho pensato già di mettere in piedi subito i percorsi, uno può essere che il via de Bandonette, Tampardì nella parte sud e quindi là via Lumignà, che dopo praticamente diventa di che altre che stiamo già facendo come fase progettuale, e là in via Pucciui e dopo la Ju fino alla Servadei. Quindi va essere completato quasi tutto il quartiere da un certo punto di vista. Dopo abbiamo pensato anche di fare che in caso che nos dedi in più i chilometri di fa, anche quel che collega un part dal polo dei RIS e un part che può collegare anche al nostro ospedale, che alle sempre sedi universitarie, con un percorso di via Cosaforte e via Pieri, che dopo ostin anche lì lavorando già no per fare un altro completamento che viene in corso, via Feagne e dopo la fine a Felette. Ecco. Ho già pronto, €1.400.000 nos danno e noi saremo già pronti per spendere anche oltre €2 milioni con i nostri progettisti e i nostri uffici. E anche per Usgnot alle tutto si vede domani sera a Nuf Mancul Vinc. Mandi.